Ritornare in Sicilia dopo quasi 15 anni è stato come fare un tuffo nel passato. È stata una grande emozione ripercorrere le strade e le piazze che ho attraversato ogni mattina per andare a scuola, ritrovarsi tra i monumenti che ho contemplato per la prima volta. Quanti colori racchiusi tra le bellissime ceramiche di Caltagirone si trovano ovunque, e poi le antiche tradizioni religiose, gli odori nell'aria di profumi speziati che non ho mai dimenticato. E come potrei scordarmi delle squisite specialità culinarie? Ne vogliamo parlare? Tutto è pressappoco identico, proprio come l'ho lasciato. Certo, parlo di percezioni visive, in realtà molte cose sono cambiate, specialmente il mio personale punto di vista relativo al mondo. L'aria qui è più leggera e le persone sanno godersi di più la vita con lunghe passeggiate al parco. Forse è grazie a questo cielo limpido e al sole che emette sempre raggi vitali. Il centro di Catania è bellissimo, ma la mia preferita rimane Via Crociferi. Sapevate che Catania è stata ricostruita ben 9 volte a causa di guerre, eruzioni vulcaniche, terremoti e bombardamenti? Dicono che ogni volta diventa sempre più bella. Chissà, magari è vero. Ma parliamoci chiaro, la vera forza di Catania sono i suoi abitanti, ricchi di vitalità e di energia interiore. Una simpatica particolarità del siciliano è quella di riuscire a comunicare ed ascoltare contemporaneamente molteplici persone e conversazioni. Parlano tutti insieme e riescono a capire tutto di tutti. Passando da Piazza Teatro Massimo Bellini, mi sono ritornate in mente le serate trascorse con gli amici. Questa era, ed è tuttora, il punto principale della movida catanese. Tutto attorno è pieno di locali, di musica e di gente che ride e si diverte. Certo, ovviamente questo prima della pandemia. Volete sapere qual è il posto che amo di più in assoluto della mia Catania? Aspettate, guardate cosa c'è in fondo a questo bel panorama. Il mare, la sabbia, la mia playa. Ho passato tante di quelle giornate seduto qui in questa spiaggia col mio zaino. Quaderno e penna sono stati i miei amici più fedeli. È qui che ho iniziato a scrivere la mia musica, le mie storie, ascoltando il suono delle onde del mare. Camminavo per ore, immergendomi i piedi su quell'acqua fresca e azzurra, lasciandomi ispirare dalle melodie della natura. Ogni volta che mi toglievo le scarpe e a piedi nudi attraversavo la spiaggia tiepida per arrivare a toccare l'acqua, mi tornava in mente la celebre frase di Isaac Newton: non so come io appaia al mondo, ma per quel che mi riguarda mi sembra di essere stato solo come un fanciullo sulla spiaggia, che si diverte nel trovare qua e là una pietra più liscia delle altre o una conchiglia più graziosa, mentre il grande oceano della verità giace del tutto inesplorato davanti a me. Solo adesso, rivedendo questi luoghi, mi rendo conto di avere sempre avuto l'indole dell'esploratore, del viandante, di cercare al di là di quello che riescono a vedere i miei occhi, trovare la bellezza, la poesia in ogni cosa, in ogni luogo, anche all'interno di un semplice mercato del pesce, un luogo comune, pieno di gente, ma il segreto è l'interazione con altre persone a rendere tutto così magico. La bellezza è tutto intorno a noi, basta guardare con più attenzione per scoprire il suo incanto. Come diceva il Piccolo Principe, l'essenziale è invisibile agli occhi. Forse perché gran parte delle volte non guardiamo solo con quelli. Ma la vita è un'esperienza ricca di sfumature, magari non sempre piacevoli, a volte inaspettate e dolorose, ma persino in quei momenti possiamo trovare il suo fascino. Parlo della bellezza collaterale, con i suoi 3 concetti astratti: tempo, amore e morte. Essa infatti è il legame profondo di tutte le cose che ci permettono di allargare lo sguardo e ritrovare qualcosa di positivo, la bellezza della vita in sé, considerata come un dono che abbiamo ricevuto, e cercare l'amore che c'è in ogni cosa. Dopo questo brevissimo momento nostalgico ritorniamo a parlare di lei, dell'unica protagonista,
La Sicilia. Sappiate che la terra trinacria non è solo cibo, sole, mare o splendidi monumenti o architetture da ammirare. Sì, perché la Sicilia è fatta soprattutto da persone con tradizioni e usanze antichissime. Spesso possono ammaliare grazie alle loro molteplici personalità folcloristiche. In realtà il siciliano conserva nel suo cuore diverse storie che spesso vengono raccontate attraverso la musica. Che bello che pare in San Paolo, sono il careggio mio, nascevo per legare a casa suo papà, ma quanto è bello sentire lunga, una casa senza niccioli, una chiesa senza santi. Non c'è una voce angelica e manco un rignante, non c'è una donna amabile che si chiamava papà, fa figlie non orecchie, c'è sempre un grillo, ma quando viene a Fellini si chiama e si stocchiglia. Del figlio di una figlia, nascevo per legarci a casa tua papà, ma quanto è bello sentire lunga, ma quanto è bello sentire lunga. Quanti magnifici luoghi! Ogni volta che guardo questi posti provo sempre un grande stupore. Ho percorso tutto il perimetro della Sicilia viaggiando con auto, pullman, treno, traghetto e ovviamente una bella scorpacciata di chilometri a piedi. Ho avuto anche qualche vicissitudine con i mezzi pubblici e se volete un consiglio, visitate la Sicilia in macchina o noleggiatela al momento del vostro arrivo. Spostarsi con una vettura privata ha molti vantaggi. 1. Viaggiate senza fretta e con la massima comodità. 2. Molti luoghi non sono facilmente raggiungibili con i trasporti pubblici. E 3. Sicuramente vi godrete molto di più la bellezza del paesaggio. Ho quasi fatto un'ora di salita ripida, cioè questa. Sono stanco, devastato. C'è un freddo, praticamente sicuramente mi verrà da cervicale. Però il paesaggio è stupendo.
dato che Modica è famosa per il cioccolato, che fa una tavoletta di cioccolato, non te la compri? Dato che in questo periodo ho mangiato poco e ho fatto digiuno, mi sto dirigendo verso via Umberto, dove dovrebbe esserci un'antica cioccolateria dove fanno appunto il cioccolato artigianale del posto, quindi vediamo. Devo farvi vedere assolutamente una cosa, questa cosa qui. Pensavo di essermi perso perché sto cercando di arrivare al Duomo e improvvisamente mi trovo questo paesaggio. Questo posto vale la pena raccontarlo con molta calma. Vi è mai capitato di arrivare in un luogo, scendere dalla macchina o dal treno e sentirlo vostro? Parlo di quel senso di appartenenza che vi fa sentire come a casa. A me è capitato poche volte, anche se mi sento cittadino del mondo, ma qui a Cefalù mi sono sentito a casa mia da subito, sin dai primi minuti che ho messo piede su questo antico borgo fiabesco. Non avevo ancora avuto l'opportunità di vedere questa bellezza eterea, ma ricordo con nostalgia antiche cartoline d'epoca che raffiguravano questa splendida città costiera nel nord della Sicilia. Ho visto così tanta autenticità qui. La cordialità della gente che ho conosciuto, i vicoli stretti e caratteristici, il profumo del pane fresco appena sfornato, l'atmosfera di una splendida domenica d'inizio primavera e poi quella spiaggia. Ho camminato da solo, sotto le prime luci del mattino, con le voci dei gabbiani che strillavano e volavano all'impazzata. Ho scritto il mio nome e il nome della città sulla sabbia per omaggiare quel momento, quello splendido attimo di vita che ho vissuto.
ed improvvisamente ho iniziato a fantasticare come sarebbe stata la mia vita qui, insieme a queste bellissime persone. E più pensavo, più la mia mente mi proiettava in un luogo senza tempo, dove gli effimeri ricordi si fondevano con vite passate e con i desideri del momento. Ho sempre avuto la testa tra le nuvole, è vero. Vorrei stare più a lungo qui, sotto questo cielo. Vorrei che questo momento non finisse così velocemente, ma la campana del Duomo suona e mi riporta nel tempo. Una cosa è certa, Cefalù è stato un tempo casa mia e rimarrà sempre nel mio cuore. Il mio viaggio in questa splendida isola è quasi terminato. Mi aspettano altre isole, altri luoghi da visitare. I viaggi insegnano sempre qualcosa. Bisogna partire con la mente libera e il cuore aperto per apprendere i suoi insegnamenti. La Sicilia mi ha riportato alle origini di ciò che ero. Mi ha ricordato i riti e i costumi della mia gente, la calorosità degli amici e dei parenti. Ho visto posti magnifici. Ho fatto esperienze incredibili e ho avuto la possibilità di conoscere bellissime persone. Durante questi 3 mesi ho vissuto momenti memorabili ed altri estremamente spiacevoli. Ha creato in me una nuova consapevolezza, ha forgiato il mio carattere. Porterò tutte queste cose con me nel mio prossimo viaggio. Grazie, Sicilia.